Crasa, Battor de Nadale, domenica, si vota a prosu referendum costituzionale, a pustir de meser de campagna elettorale che rada de ambar bandasa e diretta a prusu a sesitu politicu desa consultazione, prus che a sos effettor direttos in su governo desa Repubblica. Oie estesa die desumeledu, totus a Samuda, es proibiu a faches campagna elettorale. Crasa a bottare che 21 milioni di italianos, in più de sorbelle 4 milioni residentes in s'estero, che hanno già votato proposta o in sasa ambasciadas in sos consolaos. Sos sardos o che in diritto de voto sono 1,4 milioni, che hanno per votare in sor 1830 seggios ammaniaus in 377 comunes, sata a votare pezzi Crasa da 7 de Manzano a Sasundichi de Zero. A differenza de sosatero referendum abrogativos, ube de piata a votare su chi manta prochentu pro unu de sos chi indaiana dirittu, in custu costituzionale non besti su quorum e duncasa ata esser validu calisi sia su numero de sos chi andano a votare. Si sfoglio de sas schedas a cominciare in pessu tancausos seggios. Sos elettores hanno deppere andare a votare chi in un documento de identidade valido e si scheda elettorale. Si su documento esti scadio o in su certificao non va pro loco pro sos timbroso, si podet andare a sos ufficios elettorales de sos comunes de residenzia chi hanno a barrare apertos sia a Toie che Crasa. Sos carabinieri di su comando provinciale de Casteddu hanno fatto un'operazione contro sa violazione desa norma supra sa sicurezza a tutte le avrassadura de sos produttor fattos in Italia. Sos militares hanno accattato 2 chimizza produtto schenza per un'etichetta che in sos indittor desa provenienza, desor materiales impreaos, desa pericolosità dei soro, 300 scapor de abbigliamento e accessorios in pedde che in su marcu vrassu, 268 produttos che violano sa normativa che ampara sa produzione italiana. Sos finanzieri hanno fatto 2 operazioni distintas. In sa prima indagine hanno computato una bottega gestita da un cittadino cinese che hanno denunziato in stato di libertà de as autoridade giudiziaria pro trampa in commercio, vendita de produttos industriales e che in sinzor frassos ricettazione. In sa seconda operazione, sul militare hanno cassau e sequestrau un ugarri guvenende da esa campagna che inducentos produttor frassos prontos a lor vendere pro Nadale de su valore de 20.000 euro. Care su schema desa politica, pro affirmare su coraggio de vache imprese in questo territorios, pro vravicare un progetto nuovo. Sono usas paragolas chieris in Nugor in sa sala conferenzias ad Esorotela na companzaus assemblea programmatica pubblica promovia dae rappresentantes de su centrodestra impinnaus in sa istituziones comunale, regionale e nazionale in sa società civile. S'obiettivo vi cussu de dare un'iscuzzinada su sistema favedande de politica, territorios e economia. Su dibattitu l'ha aperto su Cussizeri comunale de Nugoro Pierluigi Saiu, chi dai diretto a Nauchi Savaina Maniada è un'istoria differente dai cussar de Battor Amicos chi si improvvisano amministratore vivendo una tassevinu, un'istoria differente da chi è promettiti traballo in cambio de vottoso. A sichire esos amministradores comunales, giovanos, che si sono impinnaos proponnere esperienze soro a servizio desa comunidade, Maurizio Cadao de Belvì, Alessandro Porcu de Borore, Mattias Anna di Uliana. Salvatore Piredda, Antonello Picci, Delia Cualbo e Bruno Mula sanava vedao de economia, il suo spuru, contande, se esperienze e su traballi soro in su territorio, in prima linea, che in tottus ar difficoltà del Fittianasa. Su giornalista rizzesu Guido Garau e sos abboacauso Laura Sanna e Pietro Salis hanno contau desa torra di soro a Nugoro, appustisi de sus studios e desas esperienze de traballi fora, desa gana desimpinare in su territorio nostru a dispetto de totus as peleas chi bicherene. Totus hanno posto in craru chi bichere timpinnu pro essire da su cortocircuito de su territorio nostru e Bruno Murgia che ha tancausos interventos annao chi custe su primo passo di un progetto che mogete da innedda naschiu che insapunna de compartire e discutere ca custu normanca toie un disafio capassu de evocare a pizzu de annovas in sa politica che a dir de oie de torrare a sus principio nadioso essere a disponimento desa comunidade e traballare pro su bene comune.
Questo Manzano battà più un altro appuntamento in ambito del suo progetto Chiaroscuro, grazie ad Eledda in esa lettura, ideao e ammaniao da un gruppo che viete capovila la sezione nugoresa de Unione Italiana Zecos e Ipovedentese, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Nugoro, che propone tesare gorta de contoso Chiaroscuro de Grazia de Eledda in papiru, in braille pro chi non biete e in lis, sa lingua italiana de Sossinzoso. S'addobbio de oggi l'hanno fatto in Saula Magna del Liceo Scientifico Vermi che ha ospitato gli studenti del Liceo delle Scienze Umanas Satta. Su Benevegnu l'hanno dato Pietro Manca, presidente della sezione nugoresa dell'Unione Italiana Zecos Ipovedentese, e Luca Montigi, presidente provinciale del Sente Nazionale Surdoso. Su progetto este in ambito della celebrazione del 90 anni del premio Nobel per la letteratura Grazia de Eledda e dei 80 anni della morte sua. Questo Manzano hanno presentato due scontoso, Le scarpe e Chiaroscuro, lettoso in braille da Giovanna Corraine e bortaosi in limba de Sossinzoso da Antonietta Venu. Una studentessa in Bezzese ha letto su libri in papiru, tutto accompagnato da suo musicista castellaio Davide Mocci. Una telecamera desa Arcaos Film e desa Creativa Media ha ripreso sul lettorese pro ammaniare appustisi sul documentoso audio e su sito internet desa manifestazione. Chiaroscuro de Grazia de Eledda è il primo libro disponibile come libro normale in papiru, in braille, in video, in ebook, in formato PDF, in formato audio e audiodesi. Che narrere chi, quando si cherete, non vi dà problema a ponnere un'opera letteraria a disponimento vinza sprochie non può leggere sol libros in papiru. Su presidente della regione Francesco Pigliaru ha inviato una lettera su ministro delle politiche agricole Maurizio Martina pro difendere su marco de su caso Pecorino Romano DOP. Difatti si pare che vi sia sapunna di avviare un percorso pro una DOP nova. Questa vaina, scrive Pigliaru, arrisca de vacher danno umano a su Pecorino Romano, che è connoto a livello internazionale, ma vince la economia desa viliere de su comparto. In prusu attaccaionare problema sa promozione e comunicazione zai avviata supra sospiessignoso e sas particolaridades de questo caso. In sa littera sa regione pediti de sustennere sa DOP, pensando a imparare a fortiare sa posizione commerciale balanzata schinfadiga de uno prodotto fatto in Italia, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, che ha su Pecorino Romano DOP, promedio di ogni strategia coerente e compartia, a manera che su traballo fatto vinza sa oie sia de profetto e non sia inutile.